Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella micro pillola lezione, la quinta per l'esattezza, del vostro Marietto Veneziano. Quindi oggi inizieremo a fare questa quinta lezione, gratuita chiaramente, del vostro Marietto Veneziano riguardante sempre la radiestesia. Prima di iniziare però il vostro Marietto vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegard Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove il lunedì sera alle 20:30 teniamo il Ildegard Marietto Veneziano, un percorso esoterico gratuito. Bene, iniziamo subito questa piccola pillola con il quadrante radiestesico per la valutazione, che ormai chi ha seguito le altre 4 pillole sa che è la base e che si può scaricare gratuitamente nel sito elcapitano.altervista.org o nei nostri gruppi Facebook o nel mio diario personale del vostro Marietto Veneziano. Bene, sapete che qui si può mettere praticamente il testimone, che può essere una fotografia, può essere un pezzettino di carta col nome, cognome e data di nascita per prendere la scia energetica, oppure si può mettere un capello, un pezzettino di unghia o un pezzettino di ovato bevuto la saliva della persona su cui si vuole analizzare. Questo è il classico pendolino di ottone che vi ha consigliato il vostro Marietto per poter fare in modo che le vibrazioni umane siano più facilmente captabili. Si possono usare anche altri pendolini fatti con altri materiali tipo legno, pietre preziose, oppure altri materiali ferrosi o tipo rame, ottone, questo di ottone appunto, o di ferro o di alluminio. Ce ne sono di varie tipologie di pendolini, poi ognuno si sceglie quello che gli risuona meglio. Io ultimamente uso questo qui di ottone, mi trovo veramente bene. È un pendolino molto semplice, ho già fatto vedere in altre pillole che ha la possibilità di poter contenere anche, vedete, il testimone, così che si mette dentro ed è più facile praticamente raggiungere e agganciarsi alla scia energetica. Ci sono altri pendolini che questa cosa qui non ce l'hanno, questa possibilità qui. Bene, fatto questo passiamo subito a un esempio della lezione di oggi. Oggi useremo un quadrante che chiaramente potete scaricare gratuitamente nel sito del Marietto Veneziano per i mesi dell'anno. Vedete? Qui si mette sempre il testimone e si può chiedere ad esempio quando finirà questa situazione di emergenza per l'Italia. Quindi facciamo subito una prova didattica per vedere e vediamo, intendo dire, questa situazione del virus che sta mettendo in ginocchio e mettendo a dura prova il nostro settore della salute. Praticamente sta mettendo un po' sottosopra la prima linea, che in questo momento sono gli ospedali. Bene, quindi vediamo che il pendolino ci dice che più o meno in aprile e maggio dovrebbe cominciare a vedere una schiarita. Chiaramente questo qui è solamente un esercizio didattico, non ha nessuna, come si suol dire, non ha nessuna pretesa di essere Vangelo, ma è solamente un esercizio. Oppure possiamo vedere, chiedere al pendolino quando ad esempio andremo o incontreremo un nostro amico che si chiama Pinco Pallino. È un esempio solamente didattico. Vedete? E qui il pendolino ci dice che lo incontreremo in settembre. Vedete, queste sono piccole domande che si può fare pendolino. Oppure potremo chiedere quando noi ad esempio incontreremo un nuovo posto di lavoro, cioè non più che incontrare, inizieremo un nuovo posto di lavoro. E vedete che qua ci indica luglio, più o meno. Quindi vedete, con questo quadrante radiestesico mesi e anni si possono praticamente fare delle domande in cui si hanno, come si suol dire, delle indicazioni di massima su degli incontri o dei punti in cui noi in un anno avremo delle, come si dice, convergenze, incontri con qualsiasi cosa che noi chiediamo, cioè può essere un posto di lavoro, può essere
un incontro con una persona che ci teniamo, oppure ad esempio possiamo chiedere, non so, se incontreremo quest'anno o in che mese incontreremo il nostro anima gemella. Vediamo un po', è un esempio didattico e vedete qua. Bene, da come avete visto dice che incontreremo la nostra anima gemella più o meno in luglio. Ecco, queste sono solamente delle piccole indicazioni di come utilizzare questo quadrante radiostesico per i mesi e anni. Chiaramente solamente a livello didattico, non c'è nessuna prova, non c'era nessun tipo di testimone, ma voi dovreste mettere il testimone. Se fate domande per voi dovete mettere una vostra foto, perché all'inizio è sempre meglio avere un testimone solido. Bene cari amici, questa micro pillola è la quinta, il vostro Marietto vi ringrazia di avermi seguito fino qua, vi chiedo se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Il Legale Marietto di Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove il lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico Il Legale Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!